Sono nato a Genova nel 1983 e sono sposato con Giulia, con cui abbiamo una figlia, Gianna. Amo la musica, la letteratura, l'ironia, la spontaneità, tutte queste cose che non ho mai capito perché si debbano dire, ma comunque. Sono un socio-economista, questo sì. Ho studiato lungamente il problema economico, i sistemi, fino ad arrivare a teorizzare un modello di economia generale, si chiama così, che assegna alle comunità locali, al sentimento comunitario, un ruolo centrale nei processi di sviluppo. Quindi la regione viene vista come la dimensione di base dell'azione economica, politica e sociale. Così dal 2013 ho iniziato a interessarmi della Liguria, della sua storia, della sua cultura. Ho fondato il movimento Chelinse, che mi ha dato modo di svolgere diverse attività, dalle iniziative delle scuole, al programma Radio Invegendo, alla fondazione della pagina in genovese sul secolo. Vivo di questo, della scrittura di libri e di consulenza alle imprese. Parlo 6 lingue che aiuta sempre. A passione civile o tighelè o no tighelè, Miguelò, sai una cosa di famiglia. A 20 anni ho riordinato l'archivio del fratello di mio bisnonno, Vittorio Acquarone, che era stato uno dei 10 a prendere il potere temporaneo su Genova la notte del 23 aprile del 45, e da questa esperienza ho imparato i valori della libertà, dell'impegno civile, della giustizia sociale, dell'antifascismo. E temo che poi che Zena mi fa ragia, perché poteva essere un posto bellissimo dove vive, anche per quelli che vengono da fuori, ma così com'è va senza una direzione, viva la giornata, non ha una rotta. E mi sono fatto così, che non posso stare in te in posto senza pensare di cangiarlo, ancora di più se è il posto dove vivo. E se poi fallisco me ne andrò anch'io. Però adesso è il momento di provarci. Perché era l'unica lista in cui potevo portare le mie istanze autonomiste senza dover rinunciare a dei valori che per me sono irrinunciabili. Con Arcangelo Merella da subito ci siamo intesi e compresi e abbiamo lavorato a un programma che non rinuncia all'ambizione di ridare respiro alla città. E poi sappiamo come sono messi gli altri. Bucci, per carità, lei è manager, niente da dire. Però uno sa guardare sta città, dice anche delle cose che fa fino a delle brutte figure. E poi comunque non sarebbe lui a comandare, perché non è un politico, non ha base, e quindi a dettare la linea sarebbe il suo socio di maggioranza, cioè il Toti Leghismo, e penso che Genova si meriti di meglio. Crivello è una brava persona, in cui travaggia, in buona amministratura. Però Genova è una situazione che ha bisogno di qualcosa di più di un buon amministratore. La mia è stata una scelta un po' alla genovese, poco fumo e tanta sostanza. Negli ultimi anni ho potuto pubblicare diverse volte sul secolo degli articoli in cui si trattavano i temi che poi sono confluiti in gran parte nel programma dei genovesi, dal federalismo europeo all'autonomia finanziaria ed amministrativa, alle prospettive di sviluppo del porto e alla necessità di trattenere buona parte delle risorse da questo generato, dalla tutela della lingua genovese all'attenzione per la nostra cultura. E se fa fitto a dire che non bisogna che non si argomenta per la strada, che si possa andare in giro tranquilli, senza degrado. Poi dopo che si è detto che bisogna che non ci siano le buche nelle strade, i marciapiedi a posto e queste cose, bisogna anche un po' andare sulle cose concrete. Noi come genovesi abbiamo elaborato un programma frutto del lavoro di tante competenze diverse, cercando di trovare delle risposte possibili per questa città. I poteri del consigliere comunale, specie se di opposizione, sono veramente limitati. Nel caso in cui sia in maggioranza, può capitargli talvolta di dover prendere delle decisioni anche contro alla sua coscienza per il bene comune. Credo di essere preparato a questa cosa, perché è tutta la vita, tutto sommato, che mi preparo a questa responsabilità. La passione civile non si improvvisa. D'altra parte la mia presenza in Consiglio vorrebbe dire una voce genovese nuova, svincolata dalle logiche dei partiti, competente su alcuni temi e concentrata specialmente sulle questioni della città. Come il seme di una forza politica finalmente ligurista, ma in rapporto dialettico con quanto succede in Italia e nel resto d'Europa, potrei permettermi di pensare da genovese e di agire di conseguenza. Alle elezioni amministrative dell'11 giugno scegli genovesi per Merella sindaco.
Andrea Quarone al Consiglio Comunale.